chiedo a Davide Misturini di venire qui al mio fianco. Ecco, grazie. Davide Misturini è un agronomo, un esperto appunto di sensori, poi ci dice lui che cosa vuol dire, collabora con Veneto Agricoltura. Abbiamo perso il segnale, lo dico, no, però non mi vedo più, ma lo dico alla regia, va bene, non c'è problema. E però prima di parlare con te un attimo, Davide, volevo sapere se in linea anche Lorenzo Andreotti. Sì, ci sono, Ci Mimo, sei? ciao. Lorenzo, dammi un tuo parere su quello che sto segnalando adesso io, ovvero che l'agricoltura moderna è una roba sempre più tecnologica, sempre più avanzata, e abbiamo detto che la tecnologia è anche una sorta di democratizzazione, ecco, della conoscenza. Sì, sì, sono d'accordo con te. Abbiamo visto in realtà delle innovazioni interessantissime. Molte, magari può sembrare strano, sono già, non dico di uso comune, però insomma sono già molto diffuse, no, in campagna. Non stiamo vedendo dei prototipi, stiamo vedendo dei prodotti, delle soluzioni che vengono utilizzate normalmente, insomma, in campagna. I droni non sono così una novità ormai, lo erano magari 5-6 anni fa, ormai si vedono girare abbastanza, li abbiamo utilizzati anche noi per delle prove sperimentali che stiamo portando avanti su mais in provincia di Brescia, ad esempio, mais domani, e come anche quelle forchettine che sono queste sonde, no, per l'umidità del terreno. È assolutamente vero che sono soluzioni democratiche, perché quello credo che si percepisca anche, in cui hanno lavorato tantissimo le aziende che sono state protagoniste, che abbiamo sentito parlare, è di rendere queste innovazioni, questi sistemi user friendly cosiddetti, cioè amichevoli nell'utilizzo, semplici da utilizzare, insomma, ecco, e che diano delle informazioni utili, immediate, che servano all'agricoltore. Lorenzo Benvenuti giustamente diceva che è vita dura per gli agronomi, lo sarà sempre di più con queste tecnologie. È vero, però è altrettanto vero che secondo me ci sono delle figure professionali, forse Davide è anche per te, no? Voleva intervenire infatti su Lo questo. stimolo che nasceranno proprio per aiutare gli agricoltori a utilizzare meglio questo tipo di tecnologie. Ad esempio, l'enorme mole, no, di dati che si raccolgono con l'agricoltura di precisioni hanno anche bisogno di qualcuno che sappia interpretare questi dati. Potrebbero essere nuove figure professionali, no, i data analyst per l'agricoltura, che devono essere però agronomi anche, perché sennò non si arriva da nessuna parte. Insomma. Però ti lascio la parola, Mimo. No, no, Prego. grazie per queste riflessioni che giriamo a Davide Misturini che aveva qualcosa da dire appunto su questo. Buon pomeriggio a tutti da parte mia, sono Davide Misturini, agronomo. Sì, nel senso che secondo me la nostra figura di agronomi può fare la differenza nell'utilizzo e nel far arrivare queste tecnologie agli agricoltori, perché sì, i sensori sono semplici, però ci sono talmente tanti dati da incrociare, e l'immagine da drone, e l'immagine a satellite, e il sensore del suolo, e la mappa di resa, la mappa di concimazione, quindi sono tantissimi dati che vanno interpretati, vanno messi insieme con statistiche e quant'altro, ma poi ci deve essere secondo me l'occhio esperto diciamo, degli agronomi, di tutti i tecnici di campagna, che vanno a interpretare, a far sì che questi dati siano utilizzati e poi portati in campo, perché la difficoltà che c'è oggi è: ho la mia mappa, ho le mie cose, tutte le varie attività, ma devo riuscire a portarle fuori dall'ufficio, portarle in campagna sul trattore e metterle in campo. Quindi questa è la sfida secondo me nei prossimi anni, di gestire i dati ma di portarli poi nella pratica agricola di tutti gli agricoltori. Ecco, diciamo subito una cosa, Davide, tu che cosa stai studiando qui sui campi di Veneto Agricoltura? Qui a Veneto Agricoltura, qui soprattutto a Valle Vecchia, abbiamo cominciato da qualche anno, già partiti con il progetto AgriCare e poi con i vari progetti che si sono svolti qui all'interno dell'azienda, di portare, diciamo, di utilizzare sempre di più le tecnologie che abbiamo, le macchine di precisione, seminatrici, spandiconcimi e quant'altro all'interno dell'azienda, quindi utilizzare tutti i dati per capire qual è la variabilità qui all'interno di Valle Vecchia, perché andiamo da dei terreni con la sabbia, dei terreni francolimosi, argillosi, quindi sostanzialmente in questi ettari abbiamo una grande variabilità che va gestita e va conosciuta. Ecco perché abbiamo usato tanti sensori per mapparla e per poter poi capire come gestirla e come andare a seminare, come andare a concimare per ottenere sempre di più.